Cos'è l'unicità di ogni singolo individuo? Innanzitutto ricordo che su questo canale alcuni giorni fa ho pubblicato il video della tua unicità ad un anno dalla pubblicazione del singolo. Ricordo lo scorso anno nel singolo ho avuto il piacere di introdurre il brano con un'introduzione appunto di Roberto Ruga, noto psicoterapeuta che su YouTube pubblica video di psicologia molto importanti, e giorni fa ho pubblicato questo video valorizzando ulteriormente il brano con un'idea spontanea e genuina, artigianale, dal risultato soddisfacente. Almeno per quanto mi riguarda sono molto soddisfatto, ti consiglio di guardarlo. Quindi sfrutto l'occasione di questa novità, di questo nuovo video per fare uno di quei video motivazionali che ogni tanto amo fare. Cos'è l'unicità di ogni singolo individuo? Innanzitutto il volto, ognuno ha il suo. Stessa cosa per l'interiorità, per il carattere e per la personalità. Ognuno di noi ha le sue peculiarità. Cosa succede a volte nella vita? A volte nella vita l'anima, l'unico modo che ha per manifestarsi e per farsi sentire è di tirare calci. Questo è un discorso che ho affrontato anche quando ho pubblicato a novembre il nuovo singolo Seguimi, quindi sono due brani questi che si collegano abbastanza tra di loro. L'unicità di ogni singolo individuo emerge proprio attraverso il disagio, a volte la sofferenza, quindi modi che l'anima reputa necessari per uscire allo scoperto e per attirare l'attenzione, proprio come un bambino, come il bambino interiore di Seguimi. L'unicità di ogni singolo uomo sta nel scoprirla, perché ognuno di noi ha un dono diverso da quello di un altro, ognuno di noi ha probabilmente una missione nel suo piccolo. Quando queste cose non vengono a galla, ognuno di noi rischia di vivere una vita adattata a quella che è la vita di molti, quindi adattarsi ad uno schema ben preciso, andare d'accordo con tutti, reprimere in un certo senso il proprio modo di essere, il proprio modo di fare, il proprio modo di ragionare, perché no, a volte il proprio modo di incazzarsi. E quindi scoprire ad un certo punto della nostra vita la nostra reale essenza è importante per capire realmente qual è il nostro percorso, un dono, una passione e soprattutto un carattere che solo noi abbiamo, perché ognuno è fatto a modo suo e ognuno ha la propria unicità. Un abbraccio a tutti e grazie per aver guardato questo video. Ciao!